Ciao a tutti, buonasera, bentornati alle nostre puntate, alle nostre interviste, ma chiamiamole anche chiacchierate, che è meglio di trassardo e profano. Siamo alla sesta puntata oggi di questa terza fase della rassegna che con Simponia portiamo avanti da ben 4 anni. Quest'anno 2020 l'abbiamo un po' voluta arricchire in vari aspetti. Siamo partiti con il TV in televisione, io questiono tardo, io sono intervistato e intendo usare tanti amigos de noi, ma adesso trovate su mondo pure. Poi finalmente a settembre si è riaperto lo spiraglio dei live e quindi siamo riusciti a fare ben quattro appuntamenti, 4 date distribuite tra il nostro caro oratorio di San Gregorio a Pirri, a Cagliari, che è praticamente la sede storica delle nostre iniziative. E quest'anno abbiamo anche avuto l'onore di portare 2 date di queste 4 a Casafrau a Pula, dove il nostro maestro Orlando Magia, che salutiamo calorosamente, ha inaugurato proprio quest'anno il suo museo degli strumenti tradizionali sardi. Non è finito qui perché come vedete ci ritroviamo ancora una volta in questa veste di chiacchierate in streaming. Doveva essere in verità la prima fase questa, poi sono intercorse un po' tutte queste difficoltà quest'anno dovute al Covid, per cui ce l'abbiamo fatta, abbiamo mantenuto la promessa e siamo qua. Quindi sesta puntata oggi, abbiamo girato un po' già tutta la Sardegna nelle precedenti. Oggi tra l'altro c'è anche una novità perché io sono a casa mia, sono l'unico rinchiuso, anche se sto bene. Invece chi era rinchiuso veramente, se l'è data subito a gambe perché chiaramente gli hanno dato il via libera, quindi ne ha approfittato subito. Ciao Cristiano Occani. Ciao Jonathan, per pochi giorni libero perché già da dopodomani siamo di nuovo chiusi in casa, quindi però almeno abbiamo avuto la possibilità stavolta di poter fare questa bella chiacchierata in studio, Jonathan, quindi dovevano essere tutte così, invece sarà solo questa Sì. e la prossima. Oggi abbiamo un graditissimo ospite, una persona che io stimo tantissimo, un amico che proviene dalla regione storica del Marghine, nell'accezione Silanus, paese ricchissimo di monumenti, di storie e tradizioni. Ricordiamo ad esempio Nuraghe di Santa Sabina con la chiesa, un posto magnifico, ma anche la chiesa di San Lorenzo con i beitili Un nuragici. unicum, Santa Sabina, Ass- chiesa in Uraghe. assolutamente, assolutamente. Quindi abbiamo con noi Martino Arca. Ciao Martino, è un piacere averti qui con noi. Ciao Cristiano, ciao Jonathan, ciao a tutti, il piacere è mio. Ciao Martino. Approfitto anche per dire che è qui con noi perché insegna qua a Sì, Cagliari da 2 anni già, sì, giusto? Quindi ve lo presento in maniera ufficiale, insegnante di lettere e studioso, e grande appassionato delle tradizioni di Silanus e del territorio. Da anni prosegue la ricerca per riscoprire quegli usi e costumi che oramai dimenticati da tempo, quindi attraverso anche l'analisi delle fonti del materiale ritrovato, eccetera. Ehm, In passato ha organizzato conferenze, è stato anche conferenziere, anche ultimamente all'inizio dell'anno a Gonnesa, sì. stranamente da Oscar Sanna che non l'avevamo ancora nominato, ma come il prezzemolo arriva sempre, capita sempre a fagiolo, come si suol dire. In questo caso era un convegno a tema sulla vedovanza, quindi Sì. sull'abbigliamento da lutto.
un bellissimo convegno che potete vedere anche su YouTube, perché le varie presentazioni dei vari relatori sono state inserite nel mio canale di YouTube, quindi se avete la voglia e il piacere di vederle, le potrete vedere anche in quel caso la competenza dei relatori presenti, non solo di Martino, ma anche di tutti gli altri. Jonathan, se non vuoi aggiungere qualcosa, potremmo anche iniziare la chiacchierata. No, siamo partiti benissimo. Saluto in regia solamente il nostro regista, direttore artistico, capitano di Trassardo e Profano, che è Enrico Picchiri. Oggi vi sta facendo proprio belli, siete proprio belli. Belli e No, tondi, come si suol dire. c'è da aggiungere, prima di passare a tutta la chiacchierata con Martino e delle sue peculiarità, c'è da aggiungere che hai parlato di Oscar Sanna in maniera molto molto seria. Qualche volta bisogna, noi lo sappiamo che noi lo conosciamo, però ogni tanto bisogna dire anche che qualche volta riesce anche a essere serio il nostro caro amico Oscar di Gonnesa. Ciao Oscar. Ciao. Oscar, chiaramente oggi sicuramente ti ha pagato, l'hai pagato. No, ti dico la verità, mi ha telefonato ma non gli ho neanche risposto perché era al lavoro, gli ho detto ci sentiamo domani, quindi non volevo neanche sapere cosa volevo. Chiaramente scherzo, è che ci siamo promessi di fare sempre beffe sul primo ospite che abbiamo avuto, quindi vabbè, ci rifaremo nel corso della puntata. Sicuramente. Ciao Oscar, io vi lascio la parola e partiamo con Martino. Vai Cristiano. Grazie Jonathan. Iniziamo subito con la prima domanda, Martino, che è quella di routine, la solita che facciamo a tutti, è quella di qual è stato il tuo approccio al folklore, come allo studio, alla ricerca delle tradizioni di Silanus e del territorio, insomma. Sì, allora diciamo che tutto inizia quando ero un ragazzino di 11 anni e dopo, come dire, un iniziale rigetto di quello che era il ballo e la tradizione, che era viva in famiglia, ma non solo, perché comunque nella comunità era ed è viva, Covid permettendo, leggo insieme a compagni di classe dell'epoca, amici dell'epoca, che la Proloco organizzava un corso di ballo. Un po' incuriosito dalla cosa, mi ci iscrivo e quindi inizio, diciamo, a muovere questi primi passi dopo un anno disastroso in cui uno degli insegnanti dell'epoca, Caterina, c'era una signora che si chiama Caterina, mi vedeva non ingranare, ecco, e me lo diceva chiaramente. Io non ho, diciamo così, gettato la spugna e ho continuato, mettendomi anche a ballare da solo a casa perché mi guardavo gli altri ballare e non riuscivo a capire cosa stessero facendo, me li riguardavo e lì appunto ci davo dentro e cercavo di arrivare all'obiettivo. Per anni poi si è cercato di formare un gruppo folk che non riuscivamo a formare, riusciamo a formare il gruppo folk e lì mi appassiono anche dell'ambito riguardante l'abbigliamento e l'autenticità, diciamo così, del ballo, delle tradizioni a 360 gradi e inizio a studiare da adolescente, avevo 18-19 anni, con il chiedere appunto alle persone che avevano una certa età e quindi il primo approccio, diciamo, è stata dal punto di vista degli studi l'intervistare, l'interpellare chi effettivamente poteva saperne per aver vissuto determinati momenti quali esperienza diretta. Successivamente poi inizio il mio percorso di studi all'università e quindi mi incuriosisco anche di studi di tipo filologico, di studi collegati alla esegesi del testo e Quindi lì diciamo che la inizio facoltà di appunto, lettere ti ha dato anche una mano anche da questo punto di inizio vista. a toccare con mano della documentazione,
Su suggerimento di Gianmario De Martis inizio a cercare documentazione d'archivio e lì insomma la ricerca si apre in maniera più completa, ecco, si ha in maniera più completa. Non si arriva mai, però si cerca comunque di arrivare a esperirla a 360 gradi. Benissimo. Tra l'altro oggi scopro che Martino ha iniziato a ballare dopo di me, ma mi ha superato alla grande perché per me è uno dei ballerini più bravi in assoluto in Vabbè, Sardegna. No, poi ce la questo non crediamo. lo devi dire tu, lo dico io tranquillamente. È un piacere vederlo ballare. Poi vedrete qualche video dove c'è lui che fa qualche passo e di un'eleganza, a parer mio, inimitabile. A proposito di ballo, quali sono i balli del tuo paese? Sì, allora a Silanus ad oggi si ballano quattro balli che sono su ballo o ballo sardu, definito anche balletti unnanneddu perché appunto tiunnanneddu mastinu è stato appunto colui che ha dato una fioritura diciamo così particolare alla melodia e quindi si identifica la suonata col suo nome. Poi si ha Zaddanza, rigorosamente con S e non con Z, ti ho corretto No, che inizialmente sbagliamo tante sempre. volte Che perché sbagliamo si sempre. omologa, no? La danza Certo. esiste in tanti paesi, da noi questo ballo viene chiamato danza, che è appunto il ballo di corteggiamento, diciamo, per antonomasia in tutto il territorio regionale. Abbiamo poi Sudillu ed infine un ballo, diciamo così, di adozione, nel senso che il più recente è arrivato a Silanus, ovvero su Vassudorradu, che è una sorta di ballittu, per dirla in termini Certo, più appartiene a quella famiglia. identificabili, esatto, a livello regionale. Questo ballo si diffonde negli anni del secondo dopoguerra, intorno agli anni della seconda guerra mondiale, tant'è vero che, ci tengo a precisarlo, persone di una determinata età spesso e volentieri sono in difficoltà nell'eseguire questo ballo, o meglio lo erano perché inizialmente non era un ballo della comunità, tant'è vero che nella scansione di piazza o di feste private, insomma, quando il ballo nasce spontaneamente, i balli si susseguono nell'ordine in cui ve li ho detti io e la maggior parte del tempo è dedicato ai primi due, Ok. perché sono anche il terzo, per carità, però i primi due soprattutto che si suonano anche uniti, attaccati, c'è proprio la cosiddetta zirada che chiamiamo noi, Ok. cioè il passaggio e il ballerino che un minimo sa fare riesce anche a passare da un ballo all'altro senza doversi Certo. fermare. Dicevo appunto che questi due balli appunto sono quelli che maggiormente durano quando c'è il momento di festa, di intrattenimento col ballo, Tra l'altro ecco. a questo punto volevo raccontare un aneddoto. La prima volta che venni a Silanus per ballare, Sì. tra l'altro Silanus è uno di quei paesi che un po' ha mantenuto il loro Sì, io ballo. sono una persona anomala perché ho imparato in una scuola e non in piazza, ma perché la mia timidezza non mi portava a buttarmi nel cerchio, Eh, altrimenti a Silano si ballava e si balla ancora. Ne racconterò due di aneddoti, in effetti. Il primo è che eravamo per Sant'Antonio a Silanus. C'era un momento conviviale dove stavano mangiando. In quel momento il suonatore, per farci piacere, non so perché, non era stato neanche chiesto, ci suona un campidanese. Ma dopo E due non sazzi note, spizzicato. dopo due note arriva una signora dicendo suona i nostri, nonostante non stessero ballando. Ma è giusto così, A cioè, Silanus ancora oggi, se qualcuno si azzarda, diciamo così, a suonare un ballo non del luogo, viene subito stoppato no, ma io all'istante. ritengo E che io sia la una cosa ritengo come giusta. te una cosa giusta, nel senso Assolutamente. che altrimenti si contamina il ballo. Sono completamente Sono d'accordo. un po' troppo No, no, tradizionalista, no, ma forse, ma visto che comunque sono pochi i paesi dove è rimasta questa tipologia di situazione, chiamiamo sì, così, penso ad esempio a Collinas, che è forse il paese per antonomasia per questa tipologia di ballo, dove il ballo in piazza rimane e ha quelle regole non scritte che ancora si osservano. E allora, perché non seguire allora questa usanza, dico io? L'altro aneddoto è che dopo che ho conosciuto diversi suonatori, tra cui Francesco Virde, che saluto, un giorno gli chiedo di fare un passato RAU.
che Ma per noi, Moiadino? che per i silanesi è Mamoiadina. E quindi anche qui bisogna fare attenzione perché ogni paese ha determinati balli che chiama con un nome ben preciso, che non è detto che sia il nome Esatto, il nostro dello Passo stesso ballo Dorrado in un è altro... lontanissimo da Sama esatto, Moiadina, non è esatto, assolutamente assimilabile a quello. esatto. Come da noi il Passo Torraio è un pezzo di ballo campidanese che è semplicemente un vai e torna. Sì, beh, Non è un l'etimologia passo, del termine da esatto. noi è il Sì, passo che certo. ritorna proprio perché Esatto, evidentemente si assimila appunto questa ripetitività del passo a quella che è l'esecuzione certo, musicale, ecco. certo, certo. Quando è che si balla a Silanus? Quali sono i momenti del ballo? Quali sono i momenti più ufficiali rispetto a quelli meno ufficiali? Sì, allora diciamo che a Silanus ehm, il ballo, l'occasione del ballo è qualunque momento di festa. In un silanese il ballo è forse ricollegato maggiormente a quelli che sono i novenari campestri, una tradizione che ultimamente si sta perdendo, però durante Sorbizzadorzoso di Santa Sarbana e Santu Bortolu, ad esempio, si ballava fino a notte fonda Mm. e quindi era anche l'occasione per avvicinarsi al ballo e imparare appunto il ballo, perché durante questi 9 giorni, soprattutto i tre de Sorbizzadorzoso, per ore e ore fino quasi all'alba, ecco, si ballava e diciamo si balla per quanto ora sia possibile, perché la festa un po' ha cambiato la sua natura. Traduci Sorbizzadorzo perché chi Sono non... le veglie Ok. che appunto il sabato, la domenica e il martedì, prima di riportare i santi su in paese, appunto si fanno lì nei novenari campestri. Le altre feste, come per esempio la festa patronale di Sant'Antonio che tu citavi, che prima era più una festa privata, oggi è più una festa, diciamo così, da piazza e che vede appunto l'afflusso anche di tantissima gente, anche se in realtà nella documentazione d'archivio riscontro che la festa di Sant'Antonio e altre, come ad esempio quella della Maddalena, erano comunque feste che raggruppavano, attiravano un numero di forestieri tale da appunto essere rinomate e famose nel circondario. La festa di San Lorenzo, che è una festa di recente istituzione, anche se tutti non pensano, è una festa anni 50, nata come festa dell'emigrato, Non l'avrei detto neanche io. o meglio rispolverata nella versione attuale e quindi etichettata come festa dell'emigrato all'epoca. E poi logicamente le cerimonie private. Le cerimonie private, io ti faccio l'esempio di casa mia, perché mio padre l'ho sempre strizzato quanto più possibile. A casa di mio padre, per esempio, si ballava ogni sabato sera. C'era un cognato di mio nonno che saliva da casa sua con l'organetto e ballava dove abito io, che era casa dei miei bisnonni, e ogni sera facevano balli, ma correva anche magari qualcuno dal vicinato, le famiglie di prima erano anche il vicinato, Certo. e quindi questo è quanto, anche cerimonie private. Non dimentichiamo poi qualunque altro tipo di festa come il carnevale. Al carnevale proprio era legato il ballo perché appunto in quell'occasione poi si affiancavano i balli tradizionali a Sorballor Civilese, di cui anche lo stesso Tiu Nanneddu ad esempio era un esecutore. Ultima, ma non per importanza, la consuetudine di chiamare e retribuire, anche perché era una professione per lui, Tiu Nanneddu all'uscita dalla messa, gruppi di giovani, tra cui ad esempio mi racconta mio padre e altri che conosco, andavano a casa sua di peso, tra virgolette, perché era non vedente, cioè lo scortavano Certo. fino alla piazza di Santa Croce e all'uscita dalla messa appunto la comunità si riuniva lì per ballare. Quindi occasioni ce n'erano, ne restano, e questo forse ha tenuto tenuta viva la Mhm. pratica del ballo e ha fatto sì che si perpetuasse, che rimanesse fino ai nostri giorni, Sì, ecco. diciamo che per San Lorenzo iniziate un po' tardi i balli, eh? È sempre così la cosa. Non si inizia alle 22 come da programma No, no, sui no, manifesti. facciamo 3 ore dopo. Esatto. Però si balla, vi assicuro che si balla ed è un piacere. Noto anche che anche a Silanus ha tante cose in comune per quanto riguarda i giorni dei balli e i momenti dei balli con i paesi della Sardegna che abbiamo toccato in queste puntate, quindi fondamentalmente Carnevale
la domenica solitamente, per la Ah, maggior sì. parte, comunque le feste principali, patronali, eccetera. Quindi Ma qualcosa in anche i comune, momenti di vita privata, prima soprattutto alla fine l'unico intrattenimento era quello. certo, C'erano tanti che certo, si dilettavano a suonare su suona a bucca, l'armonica a certo. bocca e quindi spesso e volentieri o Pesayan Saoque, cioè cantavano a tenore che nella antica Lo vedremo dopo nomenclatura... questo, lo vedremo ok. dopo. A proposito di armonica a bocca, io chiederei a Enrico di vedere il filmato numero 3. Sant'Antonio questo. Bene, questo è un filmato fatto nel 2011? 2011 a Sant'Antonio a Silanus, è un filmato di Tonino Bono che saluto, colui che mi ha insegnato a ballare, quindi rendiamo Onore. onore. Ciao Tonino, che so che ci sta vedendo. Ciao Tony, ti E saluto ci anch'io. tiene anche ai saluti, quindi lo salutiamo Poi volentieri. siamo su all'Accana no, ma quasi, Sì, siamo certo. vicini di casa, Tonino di Borore, quindi... Sì, ma siete vicini anche qua in zona, Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, questo era su Ballusardu, Sì, certo. giusto? Parlacene un po'. Era Suballu Sardu o anche Suballu, perché se noi diciamo Suballu è quello. Suballu Sardu sembra che inglobi tutti e quattro, ma in realtà quando diciamo Suballu Sardu invece è questo ballo che alla fine dei conti è una variante di ballo logudorese che si differenzia per determinate caratteristiche Diciamo che che si sono possono... cugini molto Esatto, sì. stretti. Beh, noi culturalmente è come se fossimo della provincia di Sassari per alcuni aspetti. No, per Ossi siete Campidano, scusa, come dice Antonio Mannu. Quello è vero, da Bonorva in giù ha detto lui è tutto campidano, così era. Però diciamo che appunto dal punto di vista culturale l'impostazione del ballo per dati aspetti e l'abbigliamento popolare, già la presenza del busto rigido ci Certo. ricollega al Logudoro, alla zona della Sardegna settentrionale. Questo ballo è poi il ballo che tutti conoscono come Zuballetti un anneddu, nel senso che poi è stato riscoperto questo ballo nei primi anni 80 dal gruppo folk di cui io facevo parte, il Tradiciones Populares, per iniziativa all'epoca di Gianfranco Scalasi e di tutti i soci, e saluto anche Gianfranco perché a Silanus ha dato un grande contributo negli anni, e dicevo appunto il ballo che è stato riscoperto nella melodia come balletti un anneddu. Questo è suonato con l'armonica a bocca, però è quel ballo lì che identifica la comunità e che se tu senti suonare altrove riconosci come ballo di Silanus. E infatti lo vediamo subito, così continuiamo a parlarne Ok. dopo. Enrico, il numero 4, grazie. Corso di danza che gli amici di Silanus eseguono, accompagnati stasera da Francesco Virde. Un applauso per Silanus.
Ecco, questo era un video della cavalcata 2016, e lo potete trovare completo su YouTube, un video di Antonio Sanna, che ringrazio. Quindi possiamo proseguire a parlare su questa tipologia di ballo, così ci puoi descrivere un po', Sì, ci puoi dire qualche dettaglio in più, insomma. sì. Allora, il ballo è il ballo appunto che stavamo citando poco fa su Balletti Unannid, in questo caso proprio perché la Con suonata la riprodotta musica. da Francesco Virde è appunto quanto più fedele possibile a quella del suonatore non vedente di Silanus. Il ballo è un ballo che è quasi statico, nel senso che abituati a vedere, io poco fa ho citato i balli logudoresi e ho detto che siamo parenti di questa tipologia di ballo. La differenza sta anche nel fatto, per quello che vediamo nei gruppi folk, poi ogni comunità ha la sua variante, sicuramente è la staticità e la serietà che caratterizza il nostro ballo, che si alterna, diciamo, in due momenti, si caratterizza di due momenti alternati, cioè la presenza del passo e del veloce, su basso e su lestru. In tutto ciò, la tempistica del ballo è caratterizzata da 8 tempi, e ciò che colpisce quando appunto si vede ballare la piazza di Silanus è il movimento che il braccio dà nel momento appunto des arbintradas, ovvero dell'ingresso quando si è a cerchio verso la parte opposta del cerchio, ingresso che poi appunto prevede un ritorno, quindi c'è esa entrada e esa esida pure, cioè ci sono due momenti che spesso e volentieri appunto molti ballerini trascurano, ma in realtà è ciò che caratterizza il ballo e che lo denota come identitario della comunità, perché il ballo è, diciamo così, di tutta la zona, nel margine, fino ad arrivare ai paesi del margine che risentono anche degli influssi desoscanales, cioè Dualchi, Borore, dove si balla anche Zubicchiri e questi balli che sono appunto più identificativi dell'oristanese, dell'altoristanese. Però ciò che appunto caratterizza il ballo di Silanus rispetto agli altri paesi della zona è proprio questo momento des arbintradas, in cui appunto nell'avanzata che l'uomo inizia, perché la donna non prende mai l'iniziativa nel ballo di Silanus e in nessun ballo, da quello che posso vedere io, da ignorante quale posso essere, perché la condizione di subalternità della donna nella società dell'epoca si manifesta anche nel ballo, come in ogni momento della vita. Quindi la donna non prende mai l'iniziativa, tant'è vero che a me capitava di riprendere anche qualche ragazza esuberante, tra virgolette, all'interno del gruppo folk e dirle Sarbintrada la scominzo deo, cioè non le devi iniziare tu donna, la inizia l'uomo. E dicevo appunto questo momento di virtuosismo anche se vogliamo all'interno del ballo comunitario, del ballo collettivo, è appunto Zaintrada, che deve essere fatta in un dato modo in avanzata per un massimo di 4 passi, seguendo anche la musica, il ritmo, e poi si deve tornare indietro con altrettanta eleganza quale quella adoperata per entrare. Quindi insomma non è una caratteristica da trascurare, ed è ciò che assieme al virtuosismo diciamo così dei passi, ai movimenti del piede che non tutti riescono anche a effettuare, è ciò che richiama il ballerino come ballerino appunto eccellente, perché se non sai fare Sarbintrada, se non riesci a giocare con sospese, non frori su ballo, non è che tu sia un ballerino con la B maiuscola. E soprattutto farle con le distanze dovute, Esatto, con l'eleganza esatto, con l'eleganza dovuta e con il movimento del piede accennato, non un qualcosa di eccessivamente visibile, e con un movimento del busto che è quasi inesistente, perché si balla praticamente dalle ginocchia in giù, non si balla né con le spalle né con il bacino, perché non stiamo facendo latinoamericano, e né appunto con altre parti del corpo. Anche l'accenno del braccio deve essere un accenno. Qua in Campidano c'è proprio un'espressione che è sudanti, cioè Esatto, quello che serve. quello che serve, il tanto giusto. Bene, questo abbiamo visto quindi su ballo. Su ballo ballusardo, Ballusardo, come lo vogliamo nella chiamare. accezione ballo di Tiunaneddu, Tiunaneddu. non Siu, Tiu, noi siamo per Ti. è giusto, tenete presente che
quando compilo le schede per fare questa chiacchierata a mo' di intervista, chiedo sempre l'esatto nome dei balli perché è giusto anche chiamare quei balli col loro nome. Sì. Quindi anche una Z al posto della I di TU o TU Non conta. identifica il ballo con quello Assolutamente, che è quindi, la variante del paese. visto che abbiamo la possibilità di avere persone del luogo, è bene sfruttarle e proprio strizzarle proprio Fino per all'ultimo. assimilare il più possibile. Bene, adesso passiamo alla danza. Sì, sta danza, diciamo che nell'esecuzione in piazza è similare a su ballo sardo, nel senso che il ballo vede il suo sviluppo sempre appunto in maniera circolare, con l'alternanza possibilmente di uomo-donna in cui appunto l'uomo prende l'iniziativa, e qui appunto la distinzione dell'uomo nel esprimere la sua capacità nel ballo è ancora maggiore, perché appunto in sa danza si dovrebbe vedere quanto effettivamente il ballerino vale. Il discorso di Sarbintrata si sa danza è grosso modo lo stesso che possiamo fare su ballo sardo, perché appunto c'è un momento di ingresso e un momento di uscita dal cerchio che non prevede appunto la prosecuzione del ballo, per come ho potuto vedere io, sia in prima persona vivendo il ballo in piazza, quando appunto il ballo è effettivamente spontaneo e nasce appunto per la spontaneità dei ballerini, sia appunto per quello che è poi quanto ho potuto apprendere da chi ha ballato prima ancora che nascessero i gruppi folk, che un minimo, diciamo così, di contaminazione di solito la causano in ogni comunità. Ecco, un pochino la coreografia che si porta sul palco spesso e volentieri va a etichettare quel ballo come identitario della comunità, ma magari non era così. E quindi appunto da quello che ho potuto vedere, ricollegandomi a quanto stavo dicendo, sia in prima persona sia per informazioni recepite da altri, l'entrata ha la stessa, diciamo così, tecnica che ha in su ballo sardo. Sì, anche qua abbiamo due video, quindi stop a Martino, così vediamo già il primo, che è quello, il numero 2, Enrico, che è un ballo in piazza, una danza fatta in piazza. Abbiamo visto un altro video di Tonino Bono, anche questo del 2011, in questo caso era la festa di San Maddalena. Sì. Parlacene un po'. Allora, come abbiamo potuto vedere dal video, il ballo si snoda, ecco, questa danza si snoda ugualmente seguendo la figura, diciamo così, virgolettando la parola, del cerchio, quindi il ballo si svolge sempre appunto in cerchio, proprio ad evidenziare il momento comunitario che appunto si va a sviluppare. Qui cambia la tempistica del ballo,
perché appunto dagli 8 tempi che caratterizzano Zuballo Sardu passiamo qui a una scansione di 5 tempi che appunto vede ugualmente l'alternarsi di momento più serioso, diciamo così, col passo e momento più dinamico, quale appunto quello del veloce. La melodia già appunto ci indica questo passaggio. Anche qui appunto è da rispettare sempre quel, diciamo Il così, cambio, esatto, giusto? quel cambio tra una melodia e l'altra e poi anche la gerarchia tra uomo e donna. È brutto da dire, però anche qui appunto l'iniziativa la deve prendere sempre l'uomo per effettuare Sarbintradas. Poi anche qui se il ballerino ugualmente è capace in un dato modo, con i suoi virtuosismi appunto cerca di esprimere questa capacità A nell'esecuzione proposito di tecnica. ballerino capace, Eh, vediamo il secondo filmato della danza. Il numero 1, ce ne sono Enrico. due, dai, ballerini c'è anche Angelo lì che... Ecco, abbiamo visto un altro video di Tonino Bono. Oggi Tonino sarà contentissimo che gli abbiamo messo un sacco di video. Allora, questa era una rassegna di organetto e quindi il ballo era un po' più particolare. Parlacene, Esatto, il Martin. ballo era logicamente coreografato, non rispecchia quello che è il ballo di piazza per il fatto che in 4 persone non si può assolutamente stare in cerchio. Ed infatti l'entrata, tradotto in italiano sa entrada, non è che sia appunto un qualcosa che dà nell'occhio così come riesce a colpire l'eventuale spettatore quando il ballo è di piazza. Però l'esecuzione del ballo è comunque la stessa, a parte questa eccessiva, diciamo qua, spettacolarizzazione che è dovuta a In questa questo caso esigenza, necessaria per certo, forza, cioè non c'è... il ballo è sempre lo stesso e lì appunto anche Angelo che ancora balla ha offerto un ballo
con la B maiuscola, Certo, perché appunto assolutamente. il ballo era assolutamente apprezzabile, anche di più. Non solo di Angelo, ma anche qualche passettino, non so se l'avete notato, ma diciamo che è capace, dai, gli diamo un 6 politico, Almeno dai. 6, dai. Questa volta i voti li prendo io, non li do. Allora, no, c'è da dire, stavo parlando con Martino mentre stavamo guardando il video, che nei miei umili corsi di ballo mi chiedono sempre i balli di Silanus, però è difficile, sono difficili. Il Cioè, ballo no. è molto impegnativo per il fatto che, ad esempio, Zaddanza a Silanus si inizia, diciamo così, in anticipo nel passaggio tra il veloce ed il passo rispetto agli altri paesi della zona o a qualunque danza del Mandrolisai, di qualunque altro paese che appunto la balli. Sì, Diciamo che il ballo è stato sicuramente adottato, perché la danza non la certo, rivendichiamo come ballo di Silanus, adottato ai chissà tempi, quando, esatto, infatti. illo tempore, però appunto è stato, come dire, assimilato Certo, ed è caratterizzato da una identità che il paese appunto ha dato al ballo stesso, sì. è nella melodia e appunto Una nell'esecuzione. cosa fondamentale che io cerco di far capire sempre a chi viene a ballare Alle scuole. purtroppo, volenti o nolenti, comunque è quella di ascoltare la musica. Se non si Sì, ascolta la il musica primo passo è è inutile quello, fare 1, anzi 2, 3, prima del 4, passo, esatto. perché a quel punto lo metto alla Macarena, puoi fare di nuovo Sì. sempre quel passo, Io no? ricordo che questa difficoltà del ballo era quando ero matricola all'università, mi ricordo che una sera racconto questo aneddoto, sul balcone di casa ero lì da un mesetto o due e mi sentivo talmente nostalgico da immaginare il ballo, non lo stavo immaginando, c'era una scuola di balli sardi a 100 metri da casa, ci sono andato a Origa, quindi sono arrivato alla palestra di via Genova a Sassari e Pariacchi e Perembi da Gesù Cristo, cioè come hanno sentito che ero di Silanus volevano assolutamente che io insegnassi loro i balli, ma anche lì, ripeto, a parte la gelosia insita in me quale silanese, poi c'era il fatto che, dicevo, se non ascoltate prima la musica è inutile che vi buttate a pestare i piedi perché non ha alcun senso. Sì, Se tu non capisci come muoverli i piedi prima non riesci a far no, ma anche nulla. perché fondamentalmente di solito la musica ti dice quali sono i tempi Esatto, e la e i musica movimenti da quando fare. tu impari a ballare in una certa maniera ti sembra poi quasi che la musica la stai comandando tu, perché vai ad anticipare quello che l'organettista, il Certo. canto a tenore, il suonatore di armonica a bocca o chiunque stia suonando appunto sta per eseguire, il passaggio che sta per eseguire. Ok. Ok. E quindi niente, prima parte dall'orecchio il tutto e poi appunto deve essere trasmesso. Io da questo punto di vista devo ringraziare Tonino Buono perché io proprio ero un incapace totale, dico sempre a tutti una scopera più brava di me e se ci sono riuscito io a fare 2 passi ci può riuscire chiunque, lo dico sempre, ci vuole buona volontà. Il buono di Tonino è che mi ha sempre detto questo, ascolta la musica e senti la musica. Io non credo molto, ad esempio, neanche ce l'hanno nel sangue. No, Ce l'hanno nel sangue fino a un certo punto, perché io negli anni in cui ero nel gruppo ho insegnato a ballare a ragazzini nelle cui famiglie non ballava nessuno, io e gli altri che sì. appunto erano lì a seguire l'associazione, e hanno imparato magari più di chi vantava ascendenze di ballerini qua e là, perché non c'entra nulla. Se tu hai orecchio impari e riesci a coordinare il Sì, movimento mi dei rendo piedi, conto che altrimenti no. sicuramente è molto più difficile di fare 1, 2, 3, 4. Certo. Però quello che ti dà dopo, che ti rende dopo, anche cercando di imparare gli altri balli, visto che ormai Sì. magari Sì. conosci le musiche, eccetera, ti riesce un po' più facile imparare gli altri balli in questo modo e soprattutto però non li fai schematizzati, non li fai a tipo robottino, dico io, Esatto, esatto. che è la cosa principale del ballo sardo. Io lo Certo. dico sempre, il ballo sardo non è una scuola di danza proprio per questo motivo, perché c'è personalità, c'è appropriamento di quel movimento, Certo. e fartelo tuo e renderlo esclusivamente tuo. Nei limiti appunto del Certo, rispetto, io torno lì assolutamente. di quello che impone il ballo comunitario. Assolutamente.
A questo punto vediamo il prossimo ballo che è su Dillu. Direi prima di far vedere il filmato che è il numero 5, Enrico, e poi ne parliamo. Ecco, questo era un video, anche questo del 2011, un video che potete trovare nel mio canale di YouTube, Cristiano Cani, ricordatevelo e guardatelo, mettete mi piace, tutto quello che volete, potete anche criticarlo, non me ne frega niente, sto scherzando. Allora, questo era un ballo del gruppo folk Tradiciones Sì, Populares. un ballo appunto coreografato, perché il ballo nell'esecuzione in piazza logicamente non prevede stelle, stelline, spalliere, questo e quest'altro. Su Dillo e su Vasso d'Orrado a Silanus in piazza si ballano a coppia, esagerando 3-4 persone unite, ma non nel modo in cui lo abbiamo visto. Certo è che l'esecuzione del passo è la medesima che si fa in piazza. E negli ultimi anni, per esempio, per fare adesso un trade union tra ballo di piazza e ballo dei gruppi folk, si è riscoperta e rivalorizzata, diciamo così, un modo di entrare all'antica, cioè l'entrata a passettini in Sudillu, che quando io ho imparato a ballare, ad esempio, nessuno faceva o quasi, e neppure io conoscevo, perché la gente appunto non faceva più questo tipo di entrata. Eh, A noi, ad esempio, per noi intendo coloro che hanno imparato con me gli anni in cui ero ragazzino,
è stato molto utile a riguardo per la riscoperta di tutti questi passi un uomo che faceva parte del gruppo come Tiongeleddu, che appunto ha portato il ballo di piazza, diciamo, sì, bravissimo e ballerino. ballava col gruppo fino a che non aveva forse 81 anni, 80 anni, era anche abbastanza in Arzillo, forma, sì, ecco. sì, E dicevo, lui e altre persone di quell'età o comunque leggermente più giovani ancora, diciamo così, riportavano quel tipo di entrata che incuriosito io insieme ad altri abbiamo poi appreso e riportato anche appunto nell'esecuzione sul palco che leggermente diciamo differisce nella impostazione coreografica ma il ballo è quello della piazza, ecco così ci allacciamo anche al discorso certo, delle analogie e differenze tra ballo di piazza e certo. ballo dei gruppi Si folk. rispettava il cerchio nel dillo oppure era libero? No, e su Dillu e su Passo Torrado non si ballavano a cerchio e non si ballano ancora a cerchio perché in piazza appunto la figura del cerchio non prevede che sia presente appunto per Dillu e Passo Quindi Torrado. diciamo che possiamo fare l'autoscontro quando ci Esatto, proviamo. sono più balli individuali, ecco, su Dillu e su Passo Perfetto. Torrado. Io spero che molta gente stia ascoltando queste cose perché sono E importantissime. sono cose, non voglio essere adesso polemico, che neanche certi silanesi sanno, come certi silanesi non sanno molto sull'abbigliamento, magari dopo mi dicevi ne Certo, ne parleremo, parliamo. e quindi appena si riscopre un qualcosa che non ho conosciuto in 20 anni di gruppo folk, apriti cielo sei il visionario che ha inventato chissà cosa, ecco, perché accade spesso così. Certo, come al solito bisogna sempre dare merito ai gruppi folk per il loro scopo sociale I e gruppi per folk, tutto quello che hanno esatto. fatto, perché è vero che da un certo punto di vista hanno portato avanti quell'intento. È Il anche ballo, vero, oltre che l'abbigliamento. A certo, Silano ci sono assolutamente. tantissimi costumi, bene o male che siano fatti, ce ne sono tantissimi. Il merito è del fatto che ci siano i gruppi folk. Certo, assolutamente. Vero è che oggi la modalità di approccio anche al folklore è leggermente diversa da quella che era 20 anni fa, 30 anni fa, quindi magari oggi c'è un po' più di attenzione a quello che si fa, a Certo, quello che si vuole proporre su un palco o quello che si vuole indossare. io penso che un gruppo che non fa ricerca oggi sia anacronistico, perché nel 2020 anche chi non ha un livello di istruzione alto ha gli strumenti per potersi documentare ed essere Verissimo. indirizzato su cosa fare e quindi sia un gruppo che fa spettacolo e non fa ricerca, secondo me, è un gruppo che è fermo forse a 40 anni fa, Sì. in cui il gruppo folk in una società, Aveva un suo perché a quell'epoca, esatto, assolutamente. nella quale non ci si poteva allontanare più di tanto dal paese perché i genitori erano Certo, molto più severi, era l'occasione per uscire, certo, per come verissimo. No, no, la vedo io. verissimo. Come al solito si parla sempre di libera scelta. Esatto, Se uno vuol fare folklore con la F maiuscola, sa qual è la strada da intraprendere. Se uno vuol fare teatro, è liberissimo di fare esatto, teatro. certo. Per me, però, non è folklore. Detto chiaramente, molti lo sanno qual è la mia opinione, a volte sono anche un po' duro, però io ne parlo così perché studiandoci, sbattendoci la testa, diciamo quasi ogni giorno, e capendo determinate anche dinamiche che si sono svolte in questi decenni, mi sono reso conto che le cose si possono fare ancora bene e c'è la Sì, possibilità, quindi perché non farle? esatto, la Tutto volontà. lì. Passiamo all'ultimo ballo, Passo Torrado che hai detto che Sì, è quello, l'ultimo arrivato a Silanus, quindi esatto. prima ne vediamo un pezzettino e poi ne parliamo. L'ultimo che è il 6 Enrico.
Bene, anche questo era un ballo del 2011, una registrazione anche questa di Tonino Bono, che non lo citiamo più oggi. Ciao Tonino. Allora, qui abbiamo avuto la conferma della modalità del ballo che non si Esatto. svolgeva in cerchio. Continua- Esatto, è proprio il ballo di piazza per Dillo e Passo Dorrado che appunto si svolge prediligendo, diciamo così, l'esecuzione in coppia o al massimo 3-4 persone a spalliera, diciamo Sì. gergalmente, con le braccia alte, quindi anche qui la funzione des arbintradas è diversa perché il tocco, il ritmo che trasmette il braccio è diverso rispetto appunto ai balli che hanno esecuzione coreutica, esecuzione appunto in cerchio. E questo è il ballo che cronologicamente è l'ultimo arrivato a Silanus, tant'è vero che io lo ribadisco sempre, quando nel gruppo folk si proponeva su Basso Dorrado con abiti che avrebbero dovuto riprodurre uno spaccato di fine 800 inizio 900, un ballo arrivato nel periodo della seconda guerra mondiale è logicamente un falso storico, passatemi il termine, perché appunto non prevedeva che in una società di fine 800 si eseguisse appunto questo ballo. Tant'è vero che io ho conosciuto anziani che non lo sapevano ballare o che lo avevano appreso da adulti proprio per il fatto che appunto fosse un ballo di importazione. E lo stesso Tio Nannedu non lo suonava. È vero quello che dici, ma io ti dico anche però che è anche vero che però se lo sono ballato. Sì, certo. Quindi Però non nella con- naturale evoluzione ci Certo. sta che poi Sì, sì. è vero che è un ballo che viene da fuori, ma è anche vero che Sì, è un ballo della avendolo comunità, ballato, è stato quindi adottato diventa- dalla comunità, è Esatto. silanese a tutti gli Sì, effetti. sì, sì. Semplicemente dico appunto Però diciamo si l'abbigliamento. sa la data di nascita a Esatto, Silano, in esatto. questo L'abbigliamento è caso. cristallizzato alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, Certo. quindi non è coevo all'arrivo del ballo, ecco, diciamo così. Certo, anche lì è anche vero, bisogna dire anche questo, che quando si sale su un palco si sta rappresentando un Cioè, qualcosa, sempre, in ogni caso, quindi, non si ha la spontaneità si sta del. interpretando Esatto. assolutamente. È anche vero che molto spesso per far vedere la varietà di tipologie di abbigliamento si portano abbigliamenti dei Sì, primi sì. dell'Ottocento fino Che agli è un anni bene, 30, non anni è 40. che Quindi, criticavo questo, no, è un no, bene. assolutamente, però diciamo che è un buon compromesso da Sì. questo punto di vista, cioè non è un errore da un certo punto di vista, ma è un errore a buon fine. Sì, per esempio Piero Gregoriani, che è un allievo di Tio Nannedu, sarà morto 2 o 3 anni, con la semidiatonica lo suonava su Basso Dorrado. Perché? Perché ha vissuto già, era degli anni 30, Piero del Novecento, ha vissuto già in un'epoca in cui su Basso Dorrado era suo, perché lo ha vissuto da quando era bambino, in pratica, e quindi lo ha imparato. E quindi se l'è Diversamente sentito, appunto. appunto, come hai detto tu, se l'hai sentito suo, giustamente, Esatto, ma è esatto. giustissimo così. Hai parlato di semidiatonica, quindi io adesso ti chiedo quali sono gli strumenti di accompagnamento al ballo a Silanus. Sì, allora Silanus, come in tutte le comunità, penso inizialmente si ballava con l'accompagnamento della voce. Io ho avuto notizia di accompagnamento anche di balli con voce a cappella, una sola voce, ma logicamente su questo si ha una notizia da prendere sulle pinze Certo, che però lì adesso nasce e muore. la teniamo per Il buona. ballo ha visto la sua diffusione con l'organetto, con la semidiatonica, con l'armonica a bocca, a cui si dilettano appunto tantissimi a Silanus ancora oggi, e poi logicamente c'è anche il canto a tenore, che è un tassello importante di quella che è l'espressione culturale silanese, che adesso io dico un qualcosa, magari non tutti condivideranno ciò. A Silanus il canto a tenore veniva chiamata controbu. Vai e dillo oggi, cosa stai dicendo, da che paese l'hai preso? Io l'ho sentito dire da gente di una certa età. Probabilmente il nome canto a tenore è arrivato per influenza di altre comunità. In realtà quando vesian saoghe in bidda vi da controbu. Controllo. Così Non l'avevo dico. mai sentito, tra l'altro, A questa me l'ha detto più di terminologia. una persona e quindi mi, diciamo così, azzardo ad utilizzarlo perché non è un qualcosa che è attestato da Avevo poche sentito contratto persone. tipo ecco. Seneghe, No, cose del genere, io però so controbu di questa espressione. anche oggi ho imparato qualcosa, hai visto? E il canto a tenore ancora appunto si fa perché capita anche che in un momento di pausa dell'organettista, Certo. per dire c'è chi è Vesa Saog e quindi appunto si riuniscono in 4 e cantano appunto in questo modo.
Ti faccio una domanda che non era prevista a questo punto. No, è una cosa... voi avete la differenza tra canto a tenore e canti dentro la chiesa? Sì, qui c'è appunto anche del materiale che risale ai primi anni 60. Un mio avo, ad esempio, era stato protagonista, un fratello di mio bisnonno. Ho anche delle fotografie che attestano questi momenti. E appunto Sugun Cordeghi Santa svolgeva un canto diverso. Tornando al discorso di Piero Gregoriani, ad esempio, ci sono in giro delle registrazioni nelle quali Piero, oltre a strimpellare, a muovere le dita, pesa purusao, che quindi accompagna il ballo con la voce, con la melodia della voce. E questo appunto è un qualcosa che, a quanto so io, non ha mai riprodotto neppure riproposto nessuno dei gruppi folk che si sono alternati negli anni, ed è un qualcosa che era identitario della comunità, perché appunto non era un qualcosa nato per spettacolarizzare il Certo, tutto, nasceva invece come espressione del ballo e del canto certo, appunto a certo. Silanus. Poi Silanus, tornando al discorso della vicinanza con il sassarese, ha anche l'espressione del canto in re. Alcuni da giovani, alcuni anziani di oggi da giovani appunto cantavano a chitarra. Insomma, probabilmente la posizione di confine, di Certo. margine, come dice il nome stesso, faceva sì che si avessero influssi da una zona e Mentre dall'altra. tamburi invece, che tu sappia, perché so che a Allora, Bortigali c'è una... a Bortigali li usano molto per per Santa Maria accompagnare Sauccu, Santa Maria giusto? Esatto. Esaucu nella chiesetta campestre. A Silanus si costruivano, io ne ho visto anche qualcuno, diciamo così, datato, avevano fatto una ricerca nelle scuole Sì. medie, credo un 30 anni fa. Penso promotrice Nicolina Barranca, che era stata una delle fondatrici del gruppo, era professoressa di musica. Però che io sappia no, probabilmente è un Mhm. qualcosa che sia andato perso nel corso degli anni. Certo, certo. Ehm, è variato il modo di ballare. Allora, il modo di ballare, diciamo che io lo riscontro se io ballo a fianco ad un anziano. Ad esempio, mio padre è tra i promotori della fondazione del gruppo di cui facevo parte Sì, io, ma non ha mai ballato sul palco, ok. eppure sa ballare. Se ballo con mio padre o ballo con qualcuno che appunto è stato nel gruppo folk i primi anni o gli ultimi, io non noto differenza. Quindi il ballo non è cambiato se non minimamente, perché appunto probabilmente oggi l'esuberanza che si Si tende magari a trasmette, velocizzarlo esatto. lievemente. Io a volte mi è capitato anche qualche volta in piazza con Carlo Boedu, che cito e saluto, cavidu nu Ciao vogu Carlo. vuidu su ballo in Orsoniada, cioè nel senso suonava un ballo che era molto veloce, calma dicevo, ma a lui come a chiunque. Io Certo. poi ho un carattere per cui quello che devo dire lo dico, non è che mando un avviso per raccomandata, ecco. E quindi forse anche questa rottura dei confini maggiore che oggi ci caratterizza come comunità ha un pochino influenzato il ballo, ma il ballo, la matrice del ballo è quella, il Certo. ballo non è cambiato, non abbiamo stravolto il ballo, ecco. E i gruppi folk hanno probabilmente anche contribuito a preservare il ballo, perché c'è chi forse in piazza non avrebbe mai imparato. La comunità di Silanus poi in determinate occasioni anche critica, come altre ne ho visto, cioè se entra qualcuno che non sa ballare, Mm. finisce il ballo perché durante il ballo è maleducazione che tu Certo. esca, ma poi abbandoni chi hai a fianco. Non parliamo del fatto che ti entri qualcuno che ti rompe la coppia, lì non ti apro proprio la Noi mano. abbiamo una signora nostra amica che manda proprio a quel paese, quindi... E fa bene, perché ci sono delle regole da rispettare, per cui io abbraccio questo Concordo, stile concordo. Sempre con quel minimo con di educazione, ma educazione. fino a un certo C'è punto, anche chi può perché... non sapere quali sono le regole, sono tacite le regole nel ballo, quindi può essere che ci sia chi non le conosce e pertanto appunto ha necessità, magari in maniera un pochino brusca, di Prima o poi apprenderle. lo capiranno, no? Esatto, Giusto. Ad esatto. esempio, mai fare un cerchio dentro il cerchio, Anche quello, certo, certo. che praticamente limita il movimento a chi Sì, sta nel perché se cerchio devi fare esterno. esarbi entradas anche Non non è puoi fare le possibile entrate. farle. E
È capitato a me qualche volta e l'ultima volta l'ho fatto capire, visto che non, io sono andato addosso, scusatemi, ma siccome... O ti sposti o ti No, sposti. no, il problema è che sono stati maleducati, mi hanno trattato maleducatamente, allora ho fatto il maleducato anch'io. Pan per focaccia. A volte capita, non sempre sono così, però ci sono delle volte in cui scatta l'embolo, lo so. Hai detto anche però che stavamo parlando prima riguardo al gruppo folk che sta eliminando anche un po' di coreografie, stava Sì, cercando di ritornare. negli anni io proponevo appunto di cercare di ridurre al minimo la cosa perché diciamo che il ballo coreografato, a mio parere, è forse più bello da vedere, meno noioso per una parte del pubblico, così la maggior parte ragiona, però l'identità del ballo non è nella stella né questo per come la vedo io, cioè nel senso a Silanus abbiamo la possibilità, poi altre comunità facciano come meglio credono, insomma decidano Certo. come ritengono più opportuno. Io credo che Silanus e tanti altri paesi, non è che sia un unicum Silanus, possa, come dire, valorizzare un qualcosa senza ricamarci eccessivamente sopra. Anche La perché vedendo, melodia, vedendo il quei passo, passetti, esatto, l'eleganza si gusta meglio la melodia, senza... il passo, il tremolio, diciamo così, del movimento del braccio quando si fanno Zarbintradasa è già, secondo me, il non plus ultra, per come la vedo io. Chi ha pareri Assolutamente. divergenti, per carità, li rispetto, ma ognuno la vede come meglio crede e quindi per me non sarebbe necessario assolutamente aggiungere un qualcosa che secondo me impoverisce. Ecco. Allora, prima di concludere ti faccio un paio di domande a risposta rapida. Ok, dai. La prima, esistono le condizioni per insegnare a prendere il ballo oggi? Sì, secondo me sì, se appunto... Allora, diciamo che non vanno a braccetto l'essere un bravo ballerino e il saper insegnare. Ho visto bravissimi ballerini gelosissimi di quanto sapevano fare e ballerini meno eccellenti che appunto sapevano insegnare, avevano l'attitudine all'insegnamento. Ti deve nascere sia il Sì, ballo sì, che sì. l'insegnamento. Secondo me ci sono le condizioni, perché in piazza impari fino a un dato punto, secondo me, se sei veramente interessato continui ad apprendere, però c'è chi veramente con la sola chance dell'osservazione del passo altrui non riesce. A me capitava e capita di spiegare il passo e lì si accelerano i tempi. Noi abbiamo una carissima amica Cossoine, Elena Checconi, che saluto, Sì. che eh, questo lo devo dire, ha imparato il ballo di Busacchi in 30 secondi e per questo io l'ho odiata molto. E questo è un qualcosa che è nato da In questo una punto di comunità che vista. forse è ugualmente conservativa e anche Assolutamente, gelosa del suo ballo, giustamente. assolutamente. Lì l'ho invidiata veramente tanto, perché io ci sono 20 anni Vabbè, forse. tu dovresti ballare a mo' di uomo e No, quindi è certo, anche anche più... peggio, anche peggio. esatto. Vabbè, dai, stiamo parlando di un ballo che per me è forse uno dei più difficili in Sì, è molto impegnativo assoluto. sicuramente. Avremo modo, chissà in futuro, se ripeteremo Di questa trattare... esperienza, di parlare anche di Busacchi, che è una bellissima realtà. Eh, cosa pensi dei balli in piazza che si fanno attualmente in Sardegna? Allora, dobbiamo forse distinguere ballo in piazza da ballo in piazza, nel senso che nelle comunità in cui il ballo è il proprio, sicuramente c'è una continuità e quindi appunto è bene che, diciamo così, si continui a praticare giustamente. Le comunità che magari non hanno una tradizione di ballo e scoppiazzano qui e là, per carità si divertano quanto vogliono, però ritengo che non sia necessario spacciare, ecco, quel ballo che non è loro per... Poi è lo stesso processo probabilmente de Juvasso Dorrado a suo tempo a Sì, no, diciamo, Silanus. diciamo che adesso si stiamo regionalizzando i balli Esatto, fondamentalmente. però insomma ecco, se un ballo identitario c'è e la comunità lo ha,
È bene appunto che si continui a portare avanti. Sì, l'anno scorso, prima del Covid, per fortuna, Martino è stato ospite dai corsi fatti dall'Associazione Fedora Puzzo di Selargius, quindi da Matteo Azzeni, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa. E forse quello è Quello è un è una metodo per me chiave, giusto, è una perché chiave io utile. posso aver appreso, hai citato Elena, il ballo di Busacchi bene benissimo, non sono un busacchese e non ho gli strumenti Certo. per spiegare a 360 gradi cosa effettivamente il ballo rappresenti, cosa contenga al suo interno. E quello lo può fare solo, secondo me, chi il ballo lo ha vissuto quale parte della comunità. Sì, diciamo che il giorno è stata una pillola, Sì, sì. quasi Sì, niente, certo, certo. però anche quella pillola serve a chi è appassionato, a chi vuole cimentarsi in quel ballo, Quantomeno sai cosa a stai capire meglio cercando il di ballo, ballare, assolutamente. perché se c'è una spiegazione dietro da chi lo conosce, No, io di questo me ne rendo conto perché purtroppo i miei corsi di ballo ci sono io e basta e molto spesso mi risulta difficile far capire determinate cose che magari riesco a scimmiottare, non dico a ballare, ma almeno riesco a non perdere il passo, però mi rendo conto che ci sono delle cose veramente beh, difficili. poi ognuno ha la sua impronta. Io mi posso mettere a calpestare imitando Zubaleschina di Dorgali, lo posso anche azzeccare il passo, ma non ho Non hai tutto il ritmo, l'impostazione, manca tutto il esatto, resto, io ballo a esatto. Sasilanesa perché a Silanus ho imparato a ballare, Sì, anche se faccio sì, un altro ballo. questa cosa l'ho già detta, ma la ripeto. Infatti, quando nei miei incontri, io non li voglio chiamare corsi di ballo perché non sono corsi di ballo, sono incontri dove si prova a fare qualcosa e dico sempre: questa è una base, non è il ballo. Certo, Per il il ballo ballo lo dovete andare a impari casa nella loro. comunità di Assolutamente. appartenenza. Diciamo che do una preparazione in modo tale da non rompere le scatole a chi sa ballare. Ecco. Mettiamola così, così mi va meglio. Perché anch'io non mi reputo assolutamente un insegnante di ballo perché non sono nessuno. Diciamo che sono uno che dà una mano. Questo sì, questo da questo punto di vista sì. Quindi diciamo che mi hai risposto alla domanda. Sì, io la prendo sempre da lontano, ma c'è. No, assolutamente. Quindi il consiglio è quello, soprattutto Sì, di certo. imparare Io da l'ho chi ci è ballato il ballo a nato. Cossoine, ad esempio, abbiamo citato Cossoine. Certo, Riesco a ballarlo perché la tempistica è la stessa col ballo di Silano, ti Deso viene balletto più facile Raffaellicu. sicuramente di un campidanese. Però logicamente non ho la loro impostazione, perché Assolutamente. io ballo nel mio modo. Assolutamente. Bene, siamo arrivati all'ultima domanda, che è quella che esula di solito dal ballo, ma che è altrettanto importante. Ed è quella di parlarci della ricerca che hai condotto, che conduci fondamentalmente, perché la ricerca è ricerca non sempre in finisce fieri. mai, sull'abbigliamento e quali sono i risultati che hai ottenuto finora. Sì, allora diciamo che io sono partito da un vedere delle divergenze tra ciò che si indossava col gruppo folk e ciò che potevo vedere in fotografie antiche o reperti originali. Dopo mi sono addentrato nella ricerca d'archivio, nell'intervista appunto anche a chi un minimo lo ricordava, e lì appunto mi si è tra virgolette aperto un mondo, vedendo anche delle varianti che non sono mai state riproposte, né riprodotte né riproposte. Per esempio, e qui andiamo a scavare proprio a inizio 800, io ho reperito materiale d'archivio che sicuramente non ha riscontro nella memoria orale e nei capi d'abbigliamento originali, perché sono dei capi che non esistono più, sicuramente è una tipologia di abbigliamento che è più spagnoleggiante. Qui non entriamo nei dettagli perché abbiamo nella ricerca d'archivio presenza di mantiglie e quant'altro. Cuffie, Silanus la cuffia non esiste oggi, evidentemente in un passato remoto esisteva anche Certo. l'utilizzo della cuffia. La Perché mia nessuno ricerca... può raccontare fondamentalmente. Esatto, questo è quanto, né capi d'abbigliamento originale né appunto persone che l'hanno conosciuto in uso. Ho avuto la fortuna di avere informatori soprattutto sull'abbigliamento femminile, che il primo è caduto in disuso. Anni fa parte di queste anziane e anziani sono anche deceduti. Molti appunto mi hanno dato riscontro sulla varietà di abbigliamento che poi ho ritrovato nella documentazione d'archivio e tra i capi originali. Però nella comunità purtroppo si è ormai fossilizzata l'idea di abito tradizionale come l'abito del gruppo folk, che ripropone sì la medesima struttura
di quello che era l'abito quando era in uso. Ma se andiamo nei dettagli c'è tutta una simbologia, c'è tutta una caratteristica che magari chi non ha neanche nozioni di Ricordiamoci che nulla era sartoria, fatto a caso all'epoca. sì, chi non ha appunto, dicevo, nozioni di sartoria non riesce a cogliere. Anche tutta la terminologia è parzialmente andata perduta. C'è tutto un mondo che i gruppi folk probabilmente non hanno mai avuto lo scopo e l'astuzia di indagare. E quindi niente, questo spesso desta anche scalpore, perché insomma i grembiuli siamo abituati a vederli tutti viola perché nel gruppo folk erano viola, i bustini siamo abituati a vederli tutti verdi perché nel gruppo folk erano verdi. Poi si prende anche l'abitudine da spettatori a aspettarsi quello, tra l'altro. Certamente, Quella la è la comunità purtroppo tende a riconoscere Certo. l'abbigliamento come quello del gruppo folk, che sì, in linea di massima è quanto la comunità ha adottato quando era vivo l'abito tradizionale, ma non è quello, perché il nostro abbigliamento è appunto un tipo di abbigliamento che risale al periodo risorgimentale, post-risorgimentale, e arriva fino ai primissimi anni del Novecento, ma intendo anni 10 esagerando. E lì appunto si è riscoperto, questa è una ricerca che avevo intrapreso io con il supporto del gruppo, di alcuni ragazzi del gruppo all'epoca, l'abbigliamento da vedova che non dovendo essere portato sul palco non aveva necessità di essere riscoperto, e lì appunto si è Ricordo che ritrovata avevate fatto un bellissimo convegno, convegno. diciamo, si è riscoperta una variante che appunto stava rischiando di cadere nel dimenticatoio, che poi ha anche ulteriori varianti, perché non era solo quello da vedova, è un abito influenzato dalla foggia cittadina che appunto si esprime anche nel circostanza del lutto, con i colori a esso legato. Però appunto ci sono anche altre varianti. A Gonnese ad esempio abbiamo presentato il mezzolutto, che è caratterizzato da determinati dettagli che se non chi li ha vissuti indossati dalle loro nonne, o magari al momento del Certo. seppellimento delle loro nonne, non ha mai visto prima. E meno male ci sono le fotografie, ecco. Quindi la ricerca è sempre in fieri, diciamo, con i tempi dilatati, perché spesso no, si per ha altro carità. da fare, però io penso che Però il pensiero c'è sempre, è sì, vero? sì, sì, no, Certo. e poi insomma No, l'unica cosa che manca, da quello che ho potuto sentire in queste chiacchierate che abbiamo fatto fino ad oggi, è che mancano le pubblicazioni di queste ricerche. queste ricerche, Caro il nostro Martino, queste ricerche avrebbero lo dico a te, ma lo dico anche agli altri. necessità di essere messe nero su bianco, ma la cosa impiegherebbe No, poi è anche molto vero che è in tempo. continua evoluzione, quindi c'è Sì, almeno la quello è parte 1 però positivo, bisogna farla. esatto, sì, sì. Anche perché io la comprerei. Qua lo E dico e non lo nego. si stamperebbe anche no profit, non è che il problema è quello, però è che io sono purtroppo una persona eccessivamente precisa, e quindi quando mi metto a fare qualcosa la devo fare bene. Pertanto Per quello sarebbe una cosa un molto lavoro ben fatta. degno di tale nome ha necessità di tempo. Noi aspetteremo. Devo Saremo scherzare. veramente benissimo. Mi ha fatto molto piacere parlare con te oggi, Martino. Molte cose le sapevo già, dico la verità, ma perché io sono un po' curioso, diciamo. Sì, poi ne abbiamo parlato altre volte, quindi però mi fa piacere che hai parlato di tante cose interessanti, anche cose che non sapevo, come il nome del tenore di Silano. sì, lì io l'ho scoperto, ripeto, per caso, Ricordamelo, Controbu. Controbu, giusto? Questo me lo devo segnare perché è interessantissimo. Quindi spero che chi ci ha guardato e chi ci guarderà prossimamente, perché tanto questi incontri rimarranno sia su Facebook e da domani, se non sbaglio, vero Enrico, su YouTube. Di solito il giorno dopo li mettiamo su YouTube anche, quindi non vanno perse sicuramente, quindi sono sempre notizie importanti. Oggi non l'abbiamo ancora detto, ma è il caso di dirlo anche oggi, dove la parola chiave è sempre condivisione, la condivisione delle informazioni che in ambito etnografico, in ambito del folklore e delle tradizioni popolari è di fondamentale importanza perché solo così possiamo crescere, possiamo capire quali sono anche le differenze, anche le cose che non ci riguardano sono comunque importanti, perché possiamo capire che
quello che si faceva da noi si faceva in una maniera leggermente diversa nel paese vicino, completamente diversa addirittura. Certo. Quindi per questo ti ringrazio tantissimo Martino. Stiamo in chiusura, non so Enrico se c'è Jonathan. Non c'è Jonathan, quindi Allora, ringrazio io voi perché comunque è stata un'occasione anche per erudire chi di Silanus ci ha ascoltato e magari certe cose non ha mai avuto l'interesse di chiederle, perché Certo. tutto sta nel chiedere, nel diciamo che stiamo mettendo cercare, quel ecco. pizzico di curiosità che Sì. può servire a qualcuno che magari o per timidezza o per, Sì, per svariati motivi, svariati magari motivi non ha magari mai non ha mai avuto un chiesto approccio. e magari vorrebbe. Sì, Perché certo. non è detto, perché se riusciamo a coinvolgere anche una persona in più è sempre ben accetta da questo punto di vista. Noi stiamo cercando comunque in questi incontri di presentarvi degli amici competenti dal mio punto di vista, che sanno parlare delle loro tradizioni, delle loro usanze e soprattutto da un certo punto di vista anche disponibili, perché ci vuole anche disponibilità a Sì, venire certo. qua a parlare del tuo paese col piacere nostro di sentire cose che difficilmente sentiremmo. Beh, certo, vieni a Silanus, ti fai un ballo in piazza se c'è una festa, ma nessuno ti Sì, puoi fare una informa. domanda, Esatto, appunto, ma esatto. finisce lì. Invece in questo modo cerchiamo di sensibilizzare anche coloro che ballano in piazza nel fare le cose un po' meglio. Questo mi preme dirlo perché molto spesso vedo in piazza tanto disordine determinato dalla poca conoscenza. Io sono il primo che quando entra a ballare in piazza sceglie dove entrare, giustamente, perché se c'è qualcuno che non mi garba dal punto di vista dell'esecuzione del ballo, non ci E io vado ti mica a seguo a fianco, ruota, cioè, perché ormai quindi io solitamente ballo alla fine delle serate quando c'è poca gente. esatto, rimangono i più. Fondamentalmente, molti mi chiedono ma perché non balli? E io di solito cerco qualche scusa per educazione, no? Tutto lì. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo già ringraziato Martino, lo continuiamo a ringraziare per la sua disponibilità, per il suo tempo che ha utilizzato per noi Grazie a e voi. con noi. Ringrazio Enrico in regia, nonché direttore artistico, ringrazio Jonathan che ha fatto come al solito gli onori di casa ma era impossibilitato oggi a presenziare. Ci vedremo prossimamente per l'ultima puntata, vi faremo sapere il giorno esatto perché stiamo ancora organizzando. Sarà una puntata un po' diversa perché la dedichiamo al luogo dove nasce l'associazione Simponia, quindi a Pirri, lo dedichiamo a Pirri, lo dedichiamo all'abito di gala di Pirri a Suor Ardalino, con un ospite pirrese, William Carazzanda, che ci proporrà i suoi 2 abiti autentici di Pirri, quindi Sfarzo allo sarà stato sicuramente un bel vedere, ma non disdegneremo comunque di parlare dei balli perché i viaggiatori dell'Ottocento hanno parlato tantissimo dei balli, soprattutto di Pirri, quindi faremo sicuramente diverse capatine leggendo autori quali Edouard de Lesser che viene a Pirri nel 1853 e fa la pubblicazione nel 1854, ma anche il Valéry. Parleremo delle feste come Santa Maria Chiara, ampiamente descritte da questi viaggiatori. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, anche oggi ci siamo dilungati un po' troppo, non abbiamo fatto il record rispetto a Matteo, però l'ora e mezza l'abbiamo fatta. Grazie ancora a Martino, buona serata a tutti e buona cena.